però ben 13 sono arrivati proprio tra le mura mega, proprio tra le mura del Tocha Stadium. Nel frattempo la palla viene posizionata a centrocampo con Intravaglia che inizierà questo match e poi noi vi racconteremo qualche altra statistica. Ed è subito il gol del Cus con la partita che è sbloccata dopo praticamente 20 secondi del match. Il gol è stato di Guarino con la maglia numero 7, un grande destro a rientrare dopo aver saltato la difesa rosanero. Pronti via e subito vantaggio del Cus con il Palermo che dovrà chiaramente cercare di sistemarsi adesso in fase difensiva per non subire più un gol del genere dopo soltanto pochissimi secondi alla prima occasione subita della partita. Dopo Mineo prova a domesticare il pallone ma non riesce con il passaggio di Daricca, non arriva. Quando vengono da te chiamati il cambio così evita di passarti dietro. Guarino avanza, cerca lungolinea al compagno con Intravaglia, avrei subito portato all'uscita da Capitan Marretta che non lo vuole fare passare e ci riesce bene. Poi palla al secondo palo con D'Antoni e poi l'aggancio non ripreso di sgarlata nonostante la frattura ci regala agganci così. Restivo cambia gioco sul compagno che prova subito a sfidare Tuzzolino, riesce anche a calciare con il sinistro, si trattava con la maglia numero 12 parte di Vincenzo Montelli. Tuzzolino però è riuscito comunque a portarlo fuori. Guarino, vediamo se ci regala ancora una magia. Daricca intercetta, poi con la testa prova a lanciare Tuzzolino, poi ancora Guarino, l'intervento si continua in Travaglia e poi palla sul Restivo che viene facilmente presa da Fabio Mineo che fa una grande diagonale, insomma ci fa capire perché un giocatore come lui è sempre importante. Oggi parte dal primo, non Gennaro, magari anche un po' preannunciare alla vigilia. Poi calcia Guarino, ci ha preso gusto, è riuscito a bucare Giacomo D'Antoni nella sua prima conclusione da fuori. Adesso non è stato però fortunato e Palermo che riparte con Tuzzolino, Mineo, palla di torno, Tuzzolino non riesce a calciare, viene fermato all'ottimo raddoppio. Adesso Guarino sbaglia tutto, Marretta accompagna la sfera in out. Daricca, Marretta, Tuzzolino prova a puntare, poi con il tacco molto elegante su Mineo si chiede su una palla fuori, bravo, abbastanza in campo. Daricca può puntare, vede Tuzzolino, si ritorna ancora dietro da Capitan Marretta e adesso Mineo, quindi Tuzzolino si sta difendendo bene ma anche alla vigilia questo era facilmente pronosticabile. Guardando infatti i numeri vediamo come tanto Tuzzolino calcia sul primo, ha cercato di fregare Morrione sul proprio palo, non ci è riuscito, palla che termina fuori ma il Palermo ha risposto. Parlavamo quindi della difesa del Cus, una difesa battuta 53 volte, risulta infatti essere la terza migliore del campionato. Palermo invece con i gol subiti sono 61, risulta essere la quinta migliore difesa. Due formazioni che sicuramente dal punto di vista difensivo fanno la loro forza e sanno che può veramente contare tantissimo, però il Cus dal punto di vista offensivo ha dei numeri decisamente molto più alti rispetto al Palermo. Palermo infatti che risulta essere il secondo peggior attacco del campionato con 51 gol realizzati, il miglior marcatore è Tuzzolino con 14 reti, poi segue Daricca, quota 11. Il Cus infatti 73, ma anche il Cus non è una formazione molto offensiva perché comunque risulta essere il sesto miglior attacco del campionato, per il primo chiaramente la Mistral con un attacco stratosferico, poi Marsala, Mazzara, insomma campionato con potenziale offensivo molto interessante. Le formazioni come Cus e Palermo invece ci ricalano maggiormente una fase difensiva che
altrettanto bella. Intanto Daricca riconquista palla con la punta, Marretta, Suola, Tuzzolino, va dall'altra parte, Mineo si gira, calcio Mineo sul secondo palo e poi sbuca Daricca come un fantasma. Aveva attaccato benissimo il secondo palo, ma che palla ha dato Mineo, chissà che non fosse però un tiro, forse quello del numero 12, ma si era trasformato comunque in un assist con Daricca che aveva attaccato bene il secondo palo. Ci è arrivato, ma con i tempi sbagliati, ma veramente non perde merito suo. Rosa. Tanto in travaglia, l'ultima a toccare sarà dunque rimessa laterale lasciata dal capitano del CUS verso Tuzzolino. Marretta e adesso Tuzzolino si cerca una delle sue invenzioni, va sul sinistro, vuole calciare e Morrione ancora sul primo palo, la tocca, la mette in calcio d'angolo. Il Palermo comunque è vivo nonostante il gol subito neanche a freddo, ma freddissimo praticamente, con i primi 20 secondi da incubo. Poi al momento un dominio Palermo con diverse azioni, ma non potrebbe essere altrimenti data la posta in palio. Oggi è veramente ghiottissima in casa. Poi Mineo si allarga, vuole il destro, può calciare, lo accompagna all'uscita sia in travaglia ma anche restivo, riescono infatti ad avere il pallone. Poi Daricca anticipato, può ripartire Montelli, viene accompagnato fuori il numero 12. Adesso Guarino, Montelli scarica, poi fa un piccolo cenno per inserirsi, ma in realtà riscarica dietro. Poi si complica la vita Guarino, che dopo il gol ha preso tanta consapevolezza dei suoi mezzi e ha tentato poi di risfidare Giacomo D'Antoni, ma senza riuscirci in questo caso. Tuzzolino, Mineo, torna ancora da Tuzzolino, Daricca, dopo sono i primi movimenti sulla panchina rosanero. Daricca vuole il destro e calcia, deviazione, poi scivolando anche Marretta. Ancora Mineo, tiene la palla con l'esterno, sempre capita a Marretta. Ancora Vincenzo Daricca con la Suola, poi cerca centralmente Mineo che va incontro, va in mezzo a due maglie bianche. Stava quasi per subire fallo, ma lui come un guerriero rimane in piedi, guadagna la rimessa laterale e anche una dose di applausi. Tuzzolino allarga il gioco, Marretta, si ritorna nuovamente dal 6. Mineo sulla posizione di Tuzzolino, si torna dietro, c'è anche la pressione di Intravaglia. Daricca può puntare Guarino, però lo conosce, sa bene le sue finte e lo ferma. Intanto per il Palermo pronta a entrare Davi, fa Tuzzolino le finte, può calciare col sinistro, poi rimane lì, Mineo la controlla con la Suola, può allargare il gioco, poi ci pensa e calcia. Viene intercettato il pallone con questo break difensivo di Restivo col sinistro, e D'Antoni rimane in piedi fino all'ultimo. Si salva il Palermo, ma ha rischiato tantissimo su questa azione di Restivo, praticamente lanciato da solo. Mineo sul destro può calciare, Mineo si riparte tutto, Mineo calcia! Deviazione, calcio d'angolo, una partita bellissima, 7 minuti di gioco, ma abbiamo già visto diverse occasioni da gol maggiori del Palermo, ma forse quelle più importanti sono in realtà del CUS, quando a volte si parla di quantità e qualità. In questo caso la qualità è stata più importante rispetto alla quantità offerta dal Palermo. Tuzzolino, intanto è entrato in campo Gennaro, durata 7 minuti la sfida di Mineo, ma chiaramente lo vedremo in campo anche successivamente. Daricca vuole sfidare in dribbling gli avversari, poi vorrà calciare, viene murato. Poi Marretta con il tacco, cambia il gioco, cercare Tuzzolino. Daricca, Gennaro prova a girarsi da solo contro due maglie bianche, poi intravaglia anche con il rimpallo un po' fortunato, poi con la bocca la finta Daricca, si prende anche gli apposti da parte dei suoi compagni, poi intravaglia anche per fischiare un fallo, ma poi ha graziato ovviamente il numero 11 che era andato a commettere fallo anche in maniera abbastanza vistosa sul giovane numero 21 rosanero. Intanto Davi è pronto a entrare, probabilmente per Daricca, vediamo se indoviniamo questo cambio. Quindi rimessa laterale Daricca, si va a vedere al centro del campo russo che va addirittura quasi a placcare il suo avversario con un blocco cestistico.
Marretta, Daricca, allarga il gioco dal capitano Marretta, adesso Daricca, poi Tuzzolino centralmente, Russo difende la sfera, deve chiamare a sei compagni, ottiene Daricca e poi ancora Russo. Marretta, sempre Daricca, vediamo se inventa qualcosa il 21, si cerca la sua giocata, poi il Russo la tiene lì, vuole calciare, la viene deviata, ma ancora una volta il Palermo comunque si va a vedere in zona offensiva. È pronto il cambio con Davi che sta aspettando soltanto il suo ingresso. Poi una giocata molto complicata da Ricca, che sto forse un po' troppo. Nel frattempo per il Cus dentro Barcellona, maglia numero 23, si posiziona lì davanti, tanto Davi è entrato al posto di Tuzzolino e non al posto di Daricca. Ecco un cambio che non sbagliato in questo caso. Giro palla difensiva del Cus, Restivo, c'è l'inserimento di Guarino, ma lui va dall'altra parte, Montelli e cerca la posizione migliore Barcellona che intercetta adesso, ma viene anticipato da Marretta, è un 2 contro 2, Russo con la punta e poi va vicinissima con il Palermo, ma qui grande l'anticipo del capitano Marretta che ha fatto vedere tutta la sua qualità difensiva, sfiorando un gol. È stato lui a chiamare tutti i suoi compagni, nel frattempo si sta riscaldando anche Lupo, aspettiamo forse il suo ingresso, poi palla al secondo palo per Guarino che non arriva veramente per un soffio, ma grande palla di Montelli con D'Antoni che dice qualcosa ai suoi compagni, probabilmente di non concedere questi spazi sull'esterno per poi non permettere nemmeno di andare a concludere con un facilità pin. Davi per Russo, Marretta, Daricca, Davi prova a comunicare dei giocatori molto tecnici, sicuramente sanno capire in campo. Marretta, Davi chiama la pressione, il tecnico del Cus, con l'esterno lui si libera, poi il Russo è un 3 contro 2, cerca di servire Daricca ma non riesce, poi Guarino sbaglia tutto, ma questa è un'azione importante per il Palermo, stava per concretizzarsi un 3 contro 2 importante. Daricca può puntare, viene anche chiamato dalla sua panchina, Daricca sul sinistro, poi le finte, ritorna dietro, Marretta, palla troppo lunga per il capitano che poi per il tentativo di servire Davi viene intercettato da Guarino che invece adesso si è scambiato di posizione con Montelli, forse per andare a marcare a stretto contatto proprio Daricca, ha fatto lo stesso percorso, poi Marretta calcia, Morrione, ci ha provato il capitano, come sempre uno dei più importanti di questa rosa in campo, prima con un assist verso Russo, adesso proprio lui una conclusione da fuori. Intanto viene chiamato il cambio con il pallone forse in movimento, o forse non nella linea, non è d'accordo la panchina rosanero che Montelli, c'è Daricca che lo guarda da lontano, Barcellona col sinistro, Montelli, palla rischiosa verso il Restivo, adesso Guarino può puntare Davi, Guarino in mezzo a due, sbaglia tutto, recupera il pallone ancora il Palermo con Russo che si appoggia, Marretta, Davi si appoggia anche lui dal Russo ma sbaglia tutto, Barcellona sul sinistro, doppio passo sul destro, può calciare, poi viene chiuso e Daricca con un grande intervento in difesa ma poi perde palla. Montelli, ritmi altissimi, 13 minuti di gioco, Restivo con la punta, Marretta capisce tutto e intercetta il pallone, adesso Davi. Non c'è nemmeno un momento di pausa in questa partita tra Palermo Calcio 5 e Cus Palermo, questo derby cittadino con Daricca centrale, Russo si gira e calcia, aveva fatto un grande aggancio quel giocatore con la casacca 19, poi si era anche girato molto bene con la difesa, ma la sua conclusione forse è stata presa con l'esterno. Tanto è entrato in campo il numero 10 Miranda, già ci fa vedere come si controlla la palla col sinistro, perché ha un sinistro veramente magico. Restivo proprio per Miranda, tocca il secondo pallone, salta Daricca, ancora Miranda che ha provato un mix forse tra un tiro e un cross, perché cercava probabilmente Barcellona sul secondo palo che però era rimasto a rimorchio, poi il secondo palo invece dall'altra parte Montelli non aveva fatto il movimento. Ma intanto cambio rosanero con dentro Lupo, fuori Marretta, al momento per distacco il migliore dei suoi.
Lupo, Daricca, prova a scambiare con il Russo che si gira molto bene il Russo. Poi Barcellona con un grande lavoro difensivo, provato a lanciarsi ma Davi non lo vuole fare passare, per un grande lavoro qui. Poi ancora Russo, Davi sul sinistro, prova a rientrare, ultimo tocco però del giocatore in maglia rosanero, sembrava potesse essere un calcio d'angolo, ma così non è stato. Però oggi per Russo tanti palloni controllati e spalla alla porta, sta facendo un grande lavoro da quel punto di vista, forse manca un po' di precisione. Col suo fisico comunque riesce a tenere botta contro difensori come soprattutto Restivo, che al momento ha giocato tutti i minuti in questi primi 15 di gioco. Barcellona sbaglia, poi ancora Lupo con grande pallone sradicandolo, poi con il tacco lascia lì per Russo, ancora con la punta sta cercando di calibrare il suo piede. Adesso c'è l'ingresso in campo da parte di Gennaro con la maglia numero 11. Montelli, Pozza, un intervento da Ricca, poi Gennaro va su, Miranda lo fronteggia Davi che sa che non può concedere troppi metri al numero 10. Miranda la tocca, poi con il petto la controlla Gennaro, vuole inventare qualche giocata, poi calcia, deviazione, rimessa laterale, però il Palermo comunque continua ad attaccare e continua soprattutto a giocare bene, una partita che è iniziata nel peggiore dei modi con un gol subito dopo appena 20 secondi, poi però è stato dominio rosanero, nonostante una delle azioni più importanti sia evitata proprio tra i piedi del giocatore del Cus, si trattava del numero 8 Restivo. Davi, Lupo con il tacco lascia lì, è il secondo tacco per il 7. Davi cerca Gennaro che va a spalla alla porta, ancora Davi si appoggia, c'è Largo da Ricca che al momento è l'unico giocatore rosanero, oltre chiaramente D'Antoni a non essere uscito dal campo, trova anche una conclusione, ma adesso ci siamo probabilmente anche chiamati il suo cambio, perché fuori da Ricca, dentro Vincenzo Rizzuto, da Vincenzo a Vincenzo. Montelli vuole puntare, Davi lo salta, palla al centro con D'Antoni, stile Bacher, poi sbaglia il tocco, Barcellona con la suola, però è stato chiamato un fallo. Probabilmente il giocatore Fuss dovrebbe aver detto la parola lascia, ricordiamo che si può dire, almeno questa sembra essere la prima interpretazione da dare, ma è stato molto chiaro questa dietro di gara. Davi cambia tutto, Rizzuto, ecco col suo primo pallone della partita, Lupo, ancora Davi, cerca la posizione al centro, Gennaro che si allarga, intanto Rizzuto riceve, ancora Gennaro, prova a girarsi, cambia tutto verso i compagni ma sbaglia il passaggio e poi ripartire il Cus con Montelli, con l'interno per Barcellona e poi si divora questa occasione. Lupo, poi Davi col destro, Morrione respinge, parata plastica, ancora Davi con la sua pressione per tentare di fermare l'avanzata del Cus, c'era anche riuscito, ma si riparte comunque da una rimessa laterale battuta rapidamente su Miranda. Restivo, ancora Miranda, pressione molto alta del Palermo, Guarino di prima, libera proprio il numero 10, Restivo, con il colpo di testa di Gennaro che poi si pizzica probabilmente con Restivo. Ha fatto un grande lavoro qui l'attaccante cercando di coprire sull'inserimento dell'8. Miranda, poi il tocco, adesso Davi può ripartire in contropiede, vede l'inserimento di Gennaro, va rimane con lì, poi Davi casca giù ed è calcio di punizione. Questa è una cosa importantissima, poi batte rapidamente Lupo, lo pareggia lui con tutta la sua esperienza, batte rapidamente, rimane ferma la difesa del Cus e il Palermo la pareggia e lo fa con uno dei uomini più esperti della sua rosa, lo fa con Andrea Lupo che conclude con tutta la sua potenza, con tutta la forza presente nel suo destro, con l'esterno. Buca Morrione che probabilmente, forse un po' incolpevole, forse anche un po' ingenuo, non si aspetta la conclusione del difensore rosanero che caccia verso la porta, trova l'1-1 e adesso al minuto 19 la partita è di pareggio. Inutili qui le proteste da parte degli uomini delle Cus Palermo, anche da parte del tecnico, ma chiaramente il regolamento parla chiaro. Lupo poteva calciare, lo ha fatto, ha sfruttato
con tanta furbizia questo calcio di punizione, risultato di pareggio, e adesso la partita si fa ancora più bella. Guarino cerca Miranda, Rizzuto e casca giù ancora da me. Guarino, stai molto attento adesso perché la tecnica del numero 30 è veramente importante e l'ho fatto vedere perché è stato proprio lui a subire il fallo per il pareggio di Lupo. Lupo, Davidi prima, non rischia l'aggancio, Lupo in avanti, Icare Gennaro, spara alla porta, prova a girarsi, fa un ottimo lavoro, poi si complica un po' la vita, in realtà si appoggia da Lupo e guadagna anche una buona dose di applausi con Rizzuto che cerca Gennaro, quasi un'azione da calcio a 11, quella proposta tra il numero 8 e il numero 11, ma facile preda comunque di Morrione che ha bloccato abilmente questo pallone. Barcellona, Guarino, danza sulla sfera, poi punta Davi che scivola e questo l'aiuta perché toglie il pallone però in maniera irregolare perché commette fallo con Guarino che anzi non è fallo, è stato rimesso laterale, dunque nessun fallo. Barcellona, Guarino, Restivo e ancora Barcellona, prova a girarsi il giovane numero 23 che chiede anche un intervento irregolare che però non arriva. Miranda allarga il gioco, Barcellona sempre sul sinistro, Barcellona sul destro viene accompagnato fuori da Lupo che sta giocando una partita stratosferica adesso, forse anche galvanizzato dopo il gol realizzato. Rizzuto, lungolineo, Gennaro con il tacco, questo forse un po' troppo, adesso il giocatore in maglia 11 deve davvero ancora anche in fase difensiva. Tanto sta per entrare anche Giovanni Tuzzolino. Andiamo al posto di chi? Tanto Gennaro la tiene lì e poi si appoggia dietro, molto dietro, da Lupo, Rizzuto, pressione di Miranda, lui col sinistro si appoggia, Gennaro la controlla e va giù, si chiede il fallo, e parte di Restivo che batte anche rapidamente, la rimessa laterale è comunque rosanero e il cambio arriva adesso con Davi che lascia il terreno di gioco, ma ce la vedremo soltanto per qualche istante, perché rientra Tuzzolino, intanto calcio di punizione, dunque non rimessa laterale. E invece no, è rimessa laterale, non calcio di punizione, quindi abbiamo capito bene effettivamente. Lupo, signore, non è mai fuori questo, lo sai, vero? Tuzzolino, questo è fresco. C'è bisogno della sua freschezza, nuova linfa dunque per misterlo piccolo. Intanto il passaggio killer di Rizzuto e Barcellona 2 volte si divora questa occasione il Cos che va vicinissimo al raddoppio con un passaggio orizzontale sbagliato da parte di Rizzuto che subito chiede scusa ai compagni e anche ai tifosi fuori. Barcellona prima prende un palo interno, poi un'azione molto defilata, tenta di trovare la porta ma non la trova. E grazie il Palermo, intanto Rizzuto rischia ancora una volta, questa volta lo fa bene. Tuzzolino, adesso Lupo, poi Tuzzolino in vantaggio ancora una volta Guarino che sta giocando una buonissima partita, poi molto tecnico su Barcellona, si appoggia. Miranda, ancora, forte che arriva, su, Barcellona e adesso Restivo, palla centrale con Rizzuto che inizia il suo panzer di scivolate ormai molto famoso. Poi non è stato nemmeno l'ultimo a toccare perché poi è stata toccata giocare il Cus. Tantoni va a lungo per Gennaro ancora con la testa ed è la seconda volta che la colpisce di testa così, prima sul rilancio di Rizzuto, adesso su D'Antoni. Intanto Rizzuto chiama il cambio, viene chiamato intanto il time out, ma nel frattempo è stato chiesto anche un cambio, se Rizzuto non ce la fa. Vediamo, faccio vedere la panchina rosanero con il tecnico a colloquio con i suoi ragazzi, anche Lupo che predica calma. Un po' dalla essere da!
Perché si sta attaccando a chi di noi? Tanto vi faccio vedere anche la panchina Sempre le stesse cose! del CUS. Sto mandando l'acqua, per Il tecnico dare forse delucidazioni dal punto di vista tattico per cambiare qualcosa che non è piaciuto, forse anche per parlare dell'errore che ha portato il pareggio del Palermo, meritato per ciò che effettivamente stiamo vedendo in campo, con Lupo che sul calcio di punizione ha battuto rapidamente, con tanta astuzia, furbizia pura, quello del numero 7, che ha battuto Morrione, che è stato un po' abbastanza leggero, ma chiaramente anche i suoi compagni non si sono messi davanti. Nel frattempo anche il batticidio tra Mazzuto e Gennaro sono cercati tantissimo i due. Nel frattempo Lupo sta ritornando in silenzio nella sua posizione, quasi per voler dire: ragazzi, adesso toccate tutti me, seguitemi tutti, voglio la vittoria, lo voglio dimostrare. Questo è sicuramente quello che pensa Lupo, ma nel frattempo arriva anche il fischio parte dei direttori di gara con le due formazioni che ritornano in campo. E c'è stato anche un cambio, perché dentro Fabio Mineo e dentro anche Vincenzo D'Aricca al posto di Vincenzo Rizzuto e al posto di Gennaro. Dunque 2 cambi per il rosanero per questi ultimi 5 minuti, poi sarà intervallo. Restivo, Miranda, adesso è entrato in campo anche Comandatore, che stava quasi per ricevere il pallone dopo essere stato sporcato da Tuzzolino. Restivo con l'esterno, Miranda, pressione di Tuzzolino che chiede anche un tocco col braccio da parte del 10, che però non è stato sanzionato dal direttore di gara. Poi allontana con l'esterno Restivo per Comandatore, Lupo va giù ma si continua, si autolancia e poi il Giacomino D'Antoni come un kamikaze ferma tutto, grande accreditamento del portiere. Lupo, D'Aricca chiede calma ai suoi compagni, Mineo che in questa insolita posizione di centrale difensivo. D'Aricca per Lupo, adesso ancora palla di ritorno per il 21, questa volta non si capiscono i due, con la sfera sarà regalata al CUS Palermo, che poi ripartì dal Restivo velocemente su Miranda, che sembra un po' in ombra in realtà per un giocatore come lui. Chiaramente questa è una notizia, non è una cosa che capita molto frequentemente. Miranda, Comandatore, il raddoppio, lo manca la lotta e chiede un calcio di punizione che però non arriva. Restivo, palla al piede con l'esterno, Miranda, ancora Restivo, alza la palla molto bene sul 10 che fa un aggancio impressionante, poi punta Tuzzolino, Almaia che si allarga ma tutto regolato per la volta, sbaglia Tuzzolino, D'Aricca e adesso Lupo cerca un po' di calma in campo. Andrea, su Marco. Intanto il cambio fuori Lupo, dentro Marretta. D'Aricca, Marretta cerca compagni e trova Tuzzolino, poi sbaglia il passaggio su D'Aricca che va anche a riconquistare palle e va fuori gioco di tanta esperienza, perché si mette davanti, Guarino lo tocca, calcio di punizione. Minuto 27, stiamo per entrare al 28esimo minuto di gioco del quarto fallo del CUS. Sono 2 i falli che si fanno dal tiro libero, ma mancano i 2 minuti. D'Aricca, Marretta cerca Tuzzolino, adesso D'Aricca, palla di ritorno ancora per il compagno che va giù e questa volta lo prende in pieno con Miranda che dice di no, ma qui sembrava veramente abbastanza palese ed è anche cartellino giallo per il numero 10. Giallo dunque giallo per Alberto Miranda, vice capitano del CUS. Calcio di punizione, questa volta non vogliono battere velocemente, Marretta sistema la palla, anche se comunque è stata una ammonizione, dunque bisogna aspettare il fischio del direttore di gara, quindi anche dal punto di vista dei regolamenti non sarebbe stato possibile in questo caso. Nel frattempo calcio di punizione con Marretta, però forse sarà uno schema con D'Aricca molto largo, Mineo a rimorchio e Tuzzolino dietro, magari uno schema minuto 29, poi sarà
di primo tempo. Marretta schema con il tacco, Tuzzolino calcia, viene respinto a resti, può ripartire Miranda, il contropiede Marretta, ancora una volta buona guardia D'Antoni e adesso Tuzzolino, tutta la panchina rosanero a invitare il numero 6 a puntare. Manca un minuto però al prossimo fallo subito il Palermo potrà usufruire di un tiro libero, dunque deve cercare anche questo tipo di giocata. Tanto sbaglia il post, arriva anche il cartellino giallo per il tecnico panchina. Si riparte dunque con questa rimessa laterale, minuto 29, ma sta per entrare nel 30° di gioco, ma qualcosina probabilmente si recupererà. Tuzzolino si appoggia dietro. Punta! Darica centralmente da Tuzzolino, si allarga sul destro, vuole calciare, Morrione prova addirittura a bloccare il pallone, viene anche sfidato qui da l'attacco rosanero. Miranda col mancino, Montelli può puntare, c'è raddoppio, Darica anche in fase difensiva, un ottimo lavoro per lui lì dietro, Mettiamoci bene! ma forse c'è bisogno di lui Occhio alle spalle! Occhio alle spalle! in fase offensiva, in zona gol, fatto vedere con Bravo, Fabio. diverse Su, Fabio. calci di punizione Su, Fabio. conquistati, ma forse da lui ci si aspetta sempre di più, ci si aspetta Ora, soprattutto via. Ancora, sali! un po' sta Sali, timbrare il Darica. cartellino quest'anno Bravo così. in campionato, l'ha Via, fatto via, 11 via. volte, intanto Darica arriva questo pallone, può puntare, poi perde forse un po' troppo tempo. Marretta, intervento di comandatore. Mineo chiama la calma con l'ultimo tocco proprio del giocatore in maglia bianca. Numero 22, ma con questa azione termina anche il primo tempo, risultato di 1-1. Il gol nei primi istanti di Mirko Guarino, poi la risposta di Lupo di pura astuzia con un calcio di punizione trasformato velocemente, senza nemmeno chiedere la distanza, senza che nemmeno il Buttaricara fischiasse chiaramente la sua battuta. Lui ha calciato con potenza, con rabbia, quasi senza nemmeno piazzare la palla. Lui ha voluto soltanto calciare, ha voluto soltanto trovare il gol e lo ha trovato. Noi vi lasciamo, ma soltanto chiaramente per qualche istante, piccolo break e poi si ritornerà con il secondo tempo di questa partita. Restate sempre connessi. L'ultimo derby, quello che può valere una stagione, rivalità storica in corsa per gli obiettivi. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geraci, benvenuti al Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e Super Giovane Castelbuono Geraci. Siamo nella 23esima giornata del girone B di promozione siciliana. Decisamente più lontani rispetto alla battuta di Serio. Rosselli, pallone dentro, colpo di testa, Petruzzi risponde su Rosone, pallone ancora vivo, messo via sul secondo palo per il tentativo basso di Marguglio, deviazione ancora. Si alza un po' di vento, la tocca Velardi, il passaggio è efficace per Serio che vuole il pallone di ritorno verso Velardi che vince il contrasto, si va a prendere il calcio di punizione. La battuta andrà effettuata lo stesso. Serio verso la porta, primo palo, Gioacchino Serio è tornato a far gol su calcio di punizione. 1-0 Geraci, Gioacchino Serio. Parte Rosselli, un po' a giro, si tuffa Petruzzi e allontana. Rimessa lunga, Pirrotta non c'è la sponda, pallone che passa a Rosone, l'anticipo, pallone fuori ma c'è stata la deviazione in calcio d'angolo. Parte Rosselli, pallone dentro, colpo di testa di Cardella, Petruzzi. La rimessa lunga di Marguglio, prolungamento di Pirrotta, calcio di rigore per la Super Giovane Castelbuono. Pirrotta, la parata di Petruzzi sulla traversa. Rigore sbagliato da Alessandro Pirrotta, Petruzzi. La respinta sulla traversa salva il Geraci. Va la mattina verso il centro, il pallone rimbalza, allontanato dalla difesa della Super Giovane. Gonzales verso Serio, trovato in bucata, Velardi si gira, calcia sotto le gambe di Di Domenico. Si muove tanto Marrone sul secondo palo, parte Serio,
Pallone in mezzo, colpo di testa a rimettere lì da Velardi, a rispondere. Serio, avanza ancora evitandolo Monaco. Sbaglia però il tocco ad allungarsi il pallone. Insegue Cardella, colpo di testa di Chiazzese, il pallone arriva a Rosone, scambio con Cardella che va sempre di più in profondità. C'è il calcio di rigore per la super giovane Castelbuono. Un altro. I giocatori di entrambe le squadre, Niasci e Pirrotta protagonisti, faccia a faccia tra i due. Caduto Di Domenico con il dialogo di arbitro e assistente. Cartellino rosso per Niasci, Gerazzi in 10. Porta Rosone, ancora Petrucci, il pallone rimane vivo, Rosselli, c'è il fallo in attacco, assurdo, Nicolas Petrucci, protagonista assoluto, a parare 2 rigori, prima a Pirrotta, poi a Rosone. La battuta dell'angolo, c'è Di Salvo, cerca di muoversi Antista in mezzo, pallone che scorre, colpo di testa di Cardella. Il rilancio di Petrucci, risponde Marguglio, anche Albanese, c'è Villar prima di lui, però c'è Antista. E viene chiesta anche l'assistenza da parte della panchina del Geraci, ammonito Gonzales, il giallo è stato estratto, espulso Gonzales, Geraci che chiude in 9. Cardella morbido, largo Di Domenico, in acrobazia ancora Di Domenico, pallone fuori. La Mattina, pallone profondo verso Galletto, contro Filì, è rimessa super giovane, ma c'è il triplice fischio, ufficiale, la vittoria del Geraci in casa della Super. Siamo tornati in live intanto per commentare il secondo tempo di questa bellissima partita tra Palermo Calcio a 5 e CUS Palermo. Risultato al momento di 1-1. Gol nei minuti iniziali del CUS e poi pareggiato dall'astuzia, dalla furbizia da parte di Lupo, che ha ribattuto in porta un calcio di punizione, palla vacante, che è rimasta lì. Lui ha calciato con tutta la potenza in corpo, ha bucato il portiere e ha trovato il gol del pareggio. Adesso si attende soltanto che il direttore di gara possa far iniziare questa partita. Intanto però qui mostriamo subito il nostro tabellino. Quando inizierà la partita inizierà anche il cronometro. Adesso inizia anche la partita con questo secondo tempo con Mineo che si appoggia sul compagno. Palla di ritorno e poi Tuzzolino quasi voler replicare l'azione del CUS, che nei primi istanti proprio su quella porta ha trovato il gol del vantaggio, bucando proprio Giacomo D'Antoni. In questo caso hanno tentato un 1-2, ha tentato lo schema con Tuzzolino che calcia al volo. Ci ha provato, molto difficile da leva. Ancora a volte anche provare queste conclusioni. Tanto Miranda, comandatore, ancora Miranda, c'è dietro Restivo, infatti riceve anche la sfera. Montelli, Restivo, comandatore, spalla alla porta, prova a girarsi, vuole la giocata col sinistro, ma poi Marretta con tutta l'esperienza va giù, però in realtà è stato fallo proprio del capitano Rosanero, che forse ha toccato la palla con le mani nel modo di andare giù. Dunque non è stato premiato quel capitano Rosanero, che solitamente da difensore molto spesso si cerca di difendere dando dei falli al difensore, ma questa volta è stato proprio il difensore a commettere fallo. Dunque calcio di punizione con il Restivo che va forte da Antoni. Poi vola il portiere Rosanero, leva la palla dalla porta. C'era pronto a intervenire Occhio Giovi! Guarì, no, Montelli, tanto batte la rimessa. Montelli che si appoggia da Miranda, sbaglia l'aggancio, Mineo lo infastidisce, poi parla di ritorno e sbaglia anche lui nel suo aggancio, errore non da Fabio Mineo chiaramente.
Comandatore col sinistro, gioca con la suola, adesso Montelli. Restivo, palla sempre sul compagno, poi la pressione molto alta con Tuzzolino che quasi prova una conclusione, ma semplicemente una finta. Poi adesso che ritorna comunque al CUS con Morrone che si appoggia sui compagni. Montelli vuole puntare sul sinistro, può calciare, poi sterzata. Un grande lavoro difensivo qui da Viga, allontana anche la sfera, cercare sempre Capitan Mineo. Capitan Mineo, una dei giocatori più importanti, ma Capitan veramente sempre Marretta. Aiutalo! Dio aiuta! Comandatore. Tuzzolino, ottimo quindi in questa fase di raddoppio, si inventa la conclusione e calcia. Smanaccia. Dobbiamo andare a rimorchio! Anche nulla parte del tecnico del CUS Palermo, molto contento sicuramente dell'atteggiamento, forse anche la fase difensiva del suo laterale. Infatti specie comandato non ha chiuso lo schema e calcia Tuzzolino, era tutto solo, libero di calciare, il merito delle sue possibilità, ma impenna la palla, ancora una volta Palermo che va comunque vicino al gol, no, vicino al raddoppio, che probabilmente meriterebbe, visto anche la mole di gioco offensivo che comunque ha creato. Intanto Marretta qui in scivolata, infatti la rimessa viene cambiata. È stato l'ultimo, è stato comandatore a toccare il pallone con Marretta che è scivolata, è stato bravissimo a fare toccare la palla per ultimo al suo avversario. Tuzzolino, Marretta, c'è largo da Viga, riceve in questo momento, può puntare, invece scarica Mineo. Fastidio! La posizione, Succiali! vada Tuzzolino, poi aggancia e poggia dietro, Su, chiudi in mezzo! Lupo. Su! Mineo. Su, Gianni, bravo! Davi, Mineo ancora con sinistro, apre, palla molto intelligente per Tuzzolino, infatti ringrazia il compagno, ma arriva leggermente in ritardo. Infatti non capta il pallone. Cerchiamo il pivot e ci andiamo a rimorchio! La posizione da parte di Miranda, ma lui torna dietro dal restivo. Adesso Miranda col sinistro viene fronteggiato, addirittura raddoppiato da Davi e Mineo che fanno un grande lavoro. Poi Mineo allontana la sfera, la mette in rimessa laterale, forse il massimo da lì. Montelli con l'esterno, restivo per lui tutti i minuti in campo, nemmeno un minuto fuori, rischia tanto, infatti sbaglia. Poi Mineo non vista palla, allarga il gioco, Tuzzolino aggancia, Tuzzolino con la punta, perfetto, fase di recupero da parte di Mineo e poi aggancio delizioso e punta lì dove il portiere non può mai arrivare, del 2-1 per il Palermo Calcio 5 che meritatamente si porta sopra e lo fa con Giovanni Tuzzolino che è sempre più il capocannoniere per l'esultanza, però parte sbagliata, sarebbe stato meglio verso la telecamera, ma va bene comunque così perché il risultato è 2-1, minuto 35 e Tuzzolino sale a quota 15 gol in campionato. Dai Giovi, forza Giova! Restivo, Montelli sotto solo l'errore che ha provocato poi il gol del Palermo con Mineo che gli ha rubato palla, ma era molto furba qua. Guarino, lungolinea, proprio Montelli, non so se si rifà, lotta con Davide che però commette fallo. Dodi ci chiede forse qualcosa, sempre anche un cartellino, chissà. Restivo, può puntare con l'esterno, comandatore, sulla posizione di Guarino, lui va da Montelli, ma la palla termina fuori. Pazienza Gianni, Costa adesso appare in netta difficoltà. Barcellona. Tuzzolino, Mineo con l'esterno, non vuole rischiare nulla, Marretta, Tuzzolino di prima, palla molto rischiosa, Guarino, poi il tocco di Montelli che però era girato, palla che termina in rimessa laterale, si salva il Palermo, minuto 36, la partita è ancora lunghissima. Comandatore si gira e sul destro Mineo fa un grande recupero ancora una volta e non è il primo. Mineo può puntare, allarga il gioco, Tuzzolino al secondo palo e sbocca lui e segna anche Davi, triste il Palermo, contropiede perfetto con Mineo che recupera palla come per il gol precedente, questa volta non va a sinistra, va sulla destra, trova il compagno
che poi mette palla a secondo palo, sbuca David, 3-1 e adesso il Palermo domina e si porta anche con grande merito in vantaggio di ben 2 gol. Barcellona sul destro, può calciare, si allarga, viene accompagnato fuori, non tocca nemmeno la palla, basta semplicemente portarlo verso l'esterno. Questo è quello che ha fatto Capitan Marretta, l'ha fatto benissimo, essendo una cosa che capita molto spesso, non fa quasi più notizie. Restivo allarga il gioco, può calciare con sinistro e D'Antoni risponde bene, ma adesso il Palermo deve essere anche capace di saper soffrire, perché il Cussai adesso si farà vedere. Poi Montelli chiama il direttore di gara, chiedeva probabilmente una trattenuta che però non è stata ravvisata. Tanto l'ingresso in campo anche di Daricca che sbaglia il tocco, si allarga Barcellona e ancora una volta a levare le castagne dal fuoco ci pensa Capitan Marretta. Si muovono diversi uomini sulla panchina, intanto Rosanero con Daricca che è entrato al posto dell'autore del gol del 2-1 momentaneo, perché è durato appena 1 minuto e mezzo, Giovanni Tuzzolino. Daricca però ha sbagliato il suo primo pallone del secondo tempo, ma vediamo se riuscirà a rifarsi. David per Mineo, attende Daricca, palla ancora a secondo palo per David, chiude la diagonale Guarino. Ancora una volta il Palermo ha capito che forse da queste azioni può trovare i maggiori pericoli, con Mineo che sta giocando una partita stratosferica, veramente partita incredibile, un assist diretto, poi passaggio chiave, intanto D'Antoni addirittura cerca la porta. Lui che qualche gol in Serie D comunque l'ha fatto. Mineo con la punta, qui Morrione non riesce a battere la palla. Mineo sta meritando questo gol, però lascia il campo perché subentra Russo, ma non è l'unico cambio perché entra anche Rizzuto al posto di Capitan. No, Capitan Marretta è stato quello che ha calciato, dunque al posto di David. Sul laterale giocherà Rizzuto, ma chiaramente un laterale rivolto molto alla fase difensiva, anche perché dall'altra parte bisogna bilanciare le avanzate di un giocatore come Vincenzo Daricca. Poi viene chiesto invece a Russo di reggere l'intero attacco, ovviamente difendendo tutti i palloni. Poi forse entrerà anche Gennaro, magari prenderà anche nuova linfa in campo e probabilmente nuove energie. Intanto Rizzuto è l'uomo più offensivo dei suoi. Guarino esce, Daricca in pressione, cambia tutto ma sbaglia Marretta, ancora Marretta! Morrione, poi Daricca con sinistro e Guarino dice di no, ma ancora una volta il Palermo va vicinissimo al gol, questa volta va vicinissimo al gol del poker, con Marretta che deve arrendersi però alla parata di Morrione. È stato attentissimo dopo la conclusione con la punta, ma non è la prima volta comunque che Marretta sale così tanto per andare a pressare e anticipare addirittura sul primo passaggio, molto rischioso, ma il giocatore come Marretta lo fa comunque molto bene, fa sembrare un po' tutto facile. Montelli salta Rizzuto, poi Barcellona difende Marretta che allontana anche la palla, la tiene lontanissima. Non ci torno più qua, qua non ci torno più, non voglio sentire più nessuno. Va bene. Restivo, Non falli fissi. Barcellona l'aggancia, gioco di prestigio e poi cambia tutto dalle parti di Montelli. Lo fronteggia Vincenzo Rizzuto, lui però va da Guarino, poi sbaglia il tocco da Ricca, capisce tutto e può partire verso la porta, poi lascia lì la palla, forse subisce anche fallo ma lui continua, va più veloce del fallo e resta in piedi. Rizzuto chiama il movimento di Russo che l'aggancia molto bene, la tiene lì con la suola, poi cerca Rizzuto, palla di ritorno, ancora Rizzuto con la suola, adesso Russo si inventa la giocata con la finta, suola, sinistro e Morrione dice di no, ma ancora una volta quanto gioca bene il Palermo e va vicinissima nuovamente al poker.
che probabilmente, mi verrebbe anche da dire, probabilmente merita. Rizzuto ci pensa, calcia col destro, non trova Marino! conclusione, ma Marione! è abbastanza lontano. Intanto fuori Guarino, dentro all'alto Miranda, maglia numero 10 e fuori anche Morrione. Dunque si gioca col quinto al minuto 42 e questa è una tattica veramente importante. Mancano 18 minuti, c'è Intravaglia che farà il quinto, però si trova lì davanti. Adesso Intravaglia sul secondo palo, alza una palla non ottimale questa volta perché Barcellona si era inserito, ma probabilmente avrebbe avuto una palla comunque bassa, ma nel frattempo arriva il cartellino giallo per Morrione. Arbitro molto pescato, ha fatto tutto il regolamento che chiaramente non ha imparato. Che la devi dare in mano, non la puoi lanciare. È giusto. Non è diventato chiaramente direttore di gara. Morrione è entrato prima che Intravaglia uscisse dal campo, dunque cartellino giallo giusto. Con D'Antoni che va in avanti a cercare Tuzzolino e Morrione sul primo palo, ma Tuzzolino sa per combinare un gol veramente incredibile, una conclusione potentissima con Intravaglia, recupera la palla, Tuzzolino e Restivo si trasforma in portiere e nega il poker al Palermo. Ancora Barretto e palla che termina fuori, l'ennesimo anticipo del capitano, si stava per trasformare in gol, ma nel frattempo il capitano rosanero rimane a terra. Dopo l'anticipo si tocca la gamba, si tocca la coscia. Ci auguriamo che non sia nulla di gara perché sta giocando una partita incredibile. Perdere un protagonista di questa partita sarebbe veramente un grosso peccato, ma nel frattempo si ritorna tra le mani di Intravaglia che di nuovo è attaccante, ma in questo momento agisce come portiere perché si gioca con il quinto. Dunque il Pus che cerca con la superiorità numerica di imporre il suo dominio, ma stava per causare il quarto gol subito perché Tuzzolino è riuscito a riconquistare palla su Intravaglia con un buon contrasto con il fisico. Poi Restivo ha salvato tutto quasi sulla linea. Intanto Miranda, arrivano anche i fischi da parte della tifoseria rosanera e D'Antoni il tiro sbaglia, poi Intravaglia con la punta, allontana Marretta, ma qui tutta la pazzia di Giacomino D'Antoni che fa un grande intervento in anticipo su Intravaglia, che probabilmente se avesse stoppato questa palla e se si fosse trovato lì davanti al portiere non avrebbe perdonato, ma D'Antoni lo ha infastidito, poi ha regalato anche la possibilità di calciare verso la porta, ma aveva subito il colpo Intravaglia, quindi non è riuscito a calciare. Restivo, Intravaglia, buono qui l'aggancio, viene portato fuori da capitano Marretta, si rimane in campo Montelli, poi cerca il passaggio Tuzzolino, l'aggancia Tuzzolino al palo e si salva il Cus e non ci crede il Palermo, non ci crede la tifoseria, non ci crede il presidente Salvo Messeri, ma soprattutto non ci crede Giovanni Tuzzolino che è stato vicinissimo alla doppietta personale. Continuano intanto i fischi e un clima rovente al Toccia Stadium, insisto Miranda e palla che termina fuori e c'è anche il coro da parte della tifoseria rosanero, ma arriva ancora una volta un cartellino giallo ed è per questa volta per il 12 Montelli che viene allontanato anche dal compagno. Miranda che dice al compagno resta tranquillo, dobbiamo recuperare la partita, non occorre parlare col direttore di gara. Questo probabilmente è quello che avrà comunicato Miranda al suo compagno, ma nel frattempo si allunga la formazione rosanero che si prende tutta la profondità con D'Antoni che dice a Mineo ma anche a Daricca di giocare i più larghi possibile perché la palla andrà lunga. Ma Mineo con la testa e viene spinto da Montelli che rischia tantissimo. Poi fichiamo anche il quinto con Restivo che attende l'ingresso di Intravaglia. Adesso arrivano anche i fischi del Toccia Stadium, minuto 46, sappiamo quanti minuti finali possano essere determinanti e deleteri per il Palermo che più volte si è vista recuperare partite forse anche chiuse. Viene da pensare sicuramente il giovedì andata con delle puntavoglie a Bagheria, 3-1 il risultato come questa partita, poi il 3-3 finale da parte della formazione ospite che proprio qui in questo stadio, questo campo del Toccia Stadium era riuscito comunque a recuperare, ma senza andare troppo lontani bisogna anche parlare delle ultime partite, escludendo l'ultimo match contro il Marsala vinto dalla formazione di casa 7-4, poi
Il Palermo proprio in questo campo si è vista recuperare e perdere un punto fondamentale contro una corazzata come il Mazzara, con il gol nei minuti finali di 2-1, o meglio 1-2 per essere sempre più precisi. Tanto palla che rimane comunque in campo con Montelli e Miranda. Ancora Montelli e Restivo allarga per Miranda, ma Mina intercetta. Può difendere il pallone contro due avversari, casca giù e gioca da terra. Chiedono un intervento irregolare che però non arriva. Poi sempre rimanendo nei minuti finali il Palermo somma i 2 gol contro il Tiki-Taka nello campetto, il palazzetto del Tiki-Taka. Si è vista rimontare di 2 gol addirittura nei minuti finali. Un'atmosfera da incubo per il Palermo. Intanto Miranda, Montelli, ancora Miranda e ancora Montelli. Filastrocca cose. Restivo. C'è Montelli, la carezza, calcia! Allontanata Ricca con la schiena, poi entra, vai al secondo palo e come sempre chi arriva per primo sul pallone è il capitano Marretta. Restivo centralmente, va a girarsi Barcellona, Restivo ancora, Miranda col sinistro, alza il pallone ma poi si appoggia. Montelli chiede calma ai suoi compagni, Restivo centra, vai a largo ma Marretta lo sta guardando da lontano. Montelli, in travaglia, ancora Restivo. Accarezza il pallone con l'esterno, rischia tanto in questo passaggio. Montelli può calciare, Digazzevole manca lì, poi Barcellona da terra, va giù, ma si continua, poi Marretta da terra commette fallo sacrosanto. Su Intravaglia lo prende in pieno sulla caviglia. Capitano infatti non dice nulla, sa di aver commesso fallo. Calcio di punizione, adesso è un'occasione importantissima. Al minuto 48 di gioco, 34 i secondi. Intravaglia si rialza poi per ritornare ancora una volta ai minuti finali killer per il Palermo proprio in questo campo contro la Veco, l'ultima squadra in classifica. Il Palermo si è vista rimontare con il gol di Gregorio Abbate, poi arrivato proprio negli ultimi istanti di partita, era 1-0 la gara, poi all'ultimo la Veco riuscita in maniera anche eroica a trovare il gol. Intanto Restivo col calcio di punizione, è una tattica per Barcellona, il palla che termina fuori e c'è l'urlo da parte di Antoni, ma non è l'unico perché urlano anche i difensori e soprattutto la tifoseria rosanero. Palla che invece termina in calcio d'angolo perché c'è stata una deviazione quasi impercettibile in realtà. Montelli può allargare, ci pensa un attimo e lo fa adesso. Miranda, Barcellona, l'anticipo di Marretta, poi Darica può puntare, Miranda lo capisce, Barcellona sul sinistro, scarica sul compagno Mineo, poi calcia Miranda, prende Barcellona e poi Marretta con l'esterno allarga il gioco verso Tuzzolino che cerca la porta. E ancora una volta a salvare sulla linea Montelli. Poi viene chiamato anche il time out dalla formazione rosanero, saggiamente sa che spezzare il ritmo a 10 minuti dalla fine, perché siamo al minuto 50, può essere veramente importante. Infatti mister Lovico sta parlando con i suoi, ma probabilmente non starà dicendo nulla dal punto di vista tattico. Adesso si deve guardare soltanto la grinta, soltanto la forza, soltanto le gambe, perché occorre portare a casa questa partita, una vittoria che manca veramente da tanto. Il match contro il risultato San Lorenzo, per essere più precisi, in campionato, una gara stravinta contro la formazione del tecnico Annolino, un grande gioco offerto, il gol nei minuti finali subito, non ha dato il clean sheet in quel caso a Paolo Lobuio, che vediamo invece in panchina, non dice nulla però D'Antoni. Aspettavo forse qualche consiglio da un portiere così tanto esperto, ma Antonio ormai è anche un giocatore di tutto il rispetto in questo campionato. Lui classe 2004, ma intanto si ritorna in campo perché si ritorna con un calcio d'angolo. Palermo chiaramente non ha fretta. Minuto 51, mancano 9 minuti di gioco e sul punto di battuta andrà Davier, è entrato in campo. Ma per Tuzzolino che calcia e Morrione, ancora una volta un miracolo in presa bassa, una volta molto simile come quella sul tiro di Russo. Questa volta ha calciato Tuzzolino che da calcio d'angolo l'ha presa anche molto bene, ma Morrione ha compiuto comunque un miracolo, ma non è la prima volta oggi in campo per lui. Miranda col sinistro, Darica la tocca, sempre Miranda cerca di tenerlo lontano e ci riesce Darica. Montelli, Restivo,
Comandatore ancora una volta da Ricca, poi Davi viene spinto da Intravaglia che ricordiamo essere il quinto uomo, poi leva il pallone da lì Marretta e gioco che si ferma per qualche istante. Tanto fuori Intravaglia, dentro Morrione. Secondo con il quinto chiaramente è un cambio che arriva molto frequentemente, con Morrione che lascia il campo e subentra ancora una volta il capitano con la maglia numero 11. Fischi da parte del Tocha Stadium che probabilmente sta contando i minuti che mancano, non glieli diciamo, mancano 8 minuti alla fine, ma loro essendo in campo chiaramente non seguiranno la nostra diretta perché è un'informazione utile comunque a tutti coloro che ci stanno ascoltando e per chi si fosse sintonizzato in questo istante sono di 3-1, poi David prova addirittura a cercare la porta sbattendo contro il tabellone pubblicitario, poi da Ricca contro Comandatore, da Ricca chiede anche che l'ultimo tocco sia del giocatore in maglia bianca, adesso incita anche la folla, tutta la carica di Vincenzo Da Ricca che non ha trovato il gol ma ha fatto comunque una grande prestazione, ma non è la prima volta chiaramente. David si complica un po' la vita, adesso c'è Miranda, lascia il campo Morrione e subentra ancora Intravaglia. Miranda chiede palla a Montelli ma lui va da Restivo che prova ad inventare il numero 8, Intravaglia secondo palo, le palle rimane ancora lì e Miranda non arriva perché l'ultimo tocco rosanero rimesso laterale, minuto 53. Montelli centralmente, Comandatore, la tocca, la palla rimane ancora lì, Miranda, poi lotta, Tuzzolino in mezzo a due, prova l'ennesimo dribbling e calcia nuovamente verso la porta, occorrerebbe avere anche una statistica, purtroppo questa non l'abbiamo, quella dei tiri verso la porta, o tentati comunque da Tuzzolino, ma possiamo assicurarvi che sono veramente tantissimi. Montelli lascia lì la palla a Da Ricca che batte il calcio d'angolo, alza il pallone verso Fabio Mineo, è entrato adesso al posto di Tuzzolino, stava giocando chiaramente una partita superlativa ma forse anche un po' in debito d'ossigeno, credo che bisogna anche un po' concedergli, ho visto la partita che ha posto in essere il giocatore in maglia numero 6. Comandatore cerca i compagni al centro ma trova ancora una volta il petto, anzi l'addome di capitano Marretta. Miranda le finte, sbaglia col sinistro, nel frattempo forse sta per entrare Guarini, vediamo che abbiamo captato qualcosa dalla panchina del Cus, ma vediamo. Montelli calcia e D'Antoni con i pugni, non molto bello da vedere dal punto di vista dello stile ma sicuramente molto efficace. Giocano D'Antoni, Restivo prova le finte, sbaglia il tocco, Mineo col sinistro, Mineo e non trova la porta veramente per quei 16 centimetri, poi con rabbia Montelli spedisce la palla fuori per ribadire con Morrione che ritorna tra i pali, perde ancora tempo il Cus e non può perdere tempo, mancano 5 minuti ma il Palermo ha sfiorato nuovamente il gol e dopo l'occasione di Tuzzolino con il palo, dopo quella ancora una volta di Tuzzolino fermato sulla linea ben 2 volte, arriva anche la quarta con Fabio Mineo che da centrocampo col sinistro ha trovato veramente un gol da cineteca probabilmente per lui. Conoscendo la sua tecnica ovviamente non è un qualcosa che non ci si possa aspettare, ecco. Intanto il quinto uomo viene realizzato questa volta da Guarino e aumenta quindi la potenza tecnica. Comandatore scivolata, poi capitano Marretta, poi Mineo da terra addirittura va giù, sono 2 giocatori da terra ma si continua. Marretta adesso si cerca soltanto il contrasto, Miranda è già ammonito, rischia l'espulsione, dietro di gara probabilmente lo grazia perché è stato un brutto fallo in ritardo su Fabio Mineo che si rialza adesso leggermente claudicante ma sembra essere tutto a posto, adesso si sistema la scarpetta con i calzettoni, guadagna anche qualche secondo, minuto 56, mancano 4 minuti, la partita va assottigliando con il tempo sempre di più. Mineo lotta sulla linea ma non trova il possesso, poi Miranda conquista con potenza il pallone, Montelli e ancora Miranda prova a inventare col sinistro, arrivano i fischi del Tocha Stadium, adesso inizia il momento più difficile, intanto col sinistro però ancora dalla difesa Tuzzolino, non era facile, non è il suo piede, ma adesso stavamo dicendo iniziano i minuti più critici della partita
Mancano 3 minuti e mezzo, tante volte il Palermo proprio in questi minuti finali ha subito gol con il rimonte su rimonte. Ma intanto sbaglia l'aggancio al commendatore e poi il tifo e il pubblico del Tocha Stadium si lascia andare con un boato di sollievo. Poi il tocco restivo. Miranda, pressione di Fabio Mineo, ma c'è anche quello di Davì. Guarino, si continua sempre con il quinto uomo che però al momento non ha dato alcun tipo di reazione positiva. Poi intanto lottano con Davì che fa vedere tutta la sua grinta contro il comandatore, cambia tutto Miranda, ma sbaglia il cambio di gioco verso il restivo, palla che termina fuori, Palermo che adesso guadagna secondi, a terra c'è un giocatore. Mancano 2 minuti e mezzo, manca sempre meno al Tocha Stadium, risultato di 3-1 per chi si fosse sintonizzato in questo istante, il vantaggio del CUS nei primi minuti iniziali della partita, poi il ribaltamento di fronte iniziato da Lupo che prima ha pareggiato il risultato, intanto Mineo con tanti applausi, ma credo che siano forse anche meno di quanto in realtà se ne meriti il giocatore con la maglia numero 12 che lascia il campo per l'ingresso di Daricca che adesso subisce anche il calcio, resta comunque in piedi, poi lotta Tuzzolino, Daricca in anticipo, ancora Tuzzolino, sempre sul primo palo, sempre Morrione, sempre calcio d'angolo e soprattutto sempre possesso palla rosanero. Marco, gira. 2 minuti. Girala. La calcio d'angolo, Gira. corner, dunque Girala. angolo battuto da Davi, Marretta e ancora salvo Davi, auto del gol del 3-1, Daricca vuole mettersi in proprio doppio passo, poi ci pensa e saggiamente torna dietro, non vuole rischiare, la gioca su Davi che lascia scorrere la palla, può calciare Davi! Sul primo palo molto potente, non trova la porta ma veramente per pochissimo, pericolo e continua l'attacco, il forcing finale del CUS Palermo con Guarino che allarga il gioco, poi allontana Marretta la palla però sembra non essere in porta, ci ha provato il capitano da posizione siderale ma al capitano non gli si può chiedere anche questo. Una partita incredibile che ha fatto Miranda, finta di calciare, si allarga a Barcellona, poi viene pescato in mezzo, passa sul secondo palo, D'Antoni mette la mano, poi Davila tocca e col sinistro Daricca prova anche lui e si aggiunge al festival dei tiri da fuori, dalla difesa, da centrocampo, un po' dovunque, ma il Palermo ovviamente vuole soltanto perdere un po' di tempo e credo che il risultato effettivamente possa dirgli che abbia anche ragione. Miranda, Guarino calcia e prende Davi, poi si chiede anche una deviazione che però non è stata ravvisata dal direttore di gara e invece sì, perché è rimessa Palermo dunque. Vai a Marretta, forse il primo errore del capitano, arriva al minuto 60, insomma credo che possa andare bene così come statistica. Montelli, si ricrea la situazione del quinto uomo, minuto 60, il tempo è terminato ma manca ancora qualcosina da giocare, il risultato però è 3-1 per il Palermo. Restivo, Montelli, palla per Guarino, palla prima lì e Barcellona di testa, poi Antoni che quasi esce dalla porta e rischia tantissimo, poi Davici prova con la conclusione al volo ma palla ancora una volta termina fuori. Palermo che ha rischiato qui contro Antoni che sta uscendo addirittura dalla porta con le mani, tanto voleva velocizzare il portiere che stava quasi per sbagliare. Montelli allunga, Fischi, poi con il petto Marretta, ci vuole la difesa ancora e palla che termina fuori, ci riprova il capitano ma ancora una volta non trova la porta, poca precisione della difesa per i giocatori di Rosaneno ma chiaramente è molto complicato. Montelli, Miranda, Fischi ancora del Tocha, Montelli, sempre Miranda, ancora Montelli e adesso Guarino e la riapre il CUS. Restivo trova il gol al minuto 61, adesso bisogna capire però quanto manca e se ci sarà il tempo per una rimonta. Adesso i fantasmi iniziano ad aleggiare sul campo del Tocha Stadium con il direttore di gara che indica ancora 2 minuti, la partita terminerà dunque al minuto 63. La panchina rosanero non è d'accordo con la decisione di direttore di gara perché effettivamente siamo già ben oltre il minuto 61, mancano ancora 2 minuti e il CUS ha tutto il tempo
facendo anche la potenza. Intanto Darica ha qualcosa da dire a Restivo, con anche lo piccolo, il tecnico rosanero, a dire qualcosa all'avversario, al numero 8. Adesso la partita rischia di incattivirsi dal nulla verso la fine, con Marretta che con tanta esperienza porta lontano il suo avversario e dice non c'è bisogno di continuare così, facciamo parlare il campo. La partita è talmente bella che non deve essere rovinata da queste scene che chiaramente condanniamo, che non vogliamo vedere. Adesso Darica più lontano, una piccola comprensione tra Restivo e Darica si è poi trasportata tra lo stesso Restivo e il tecnico rosanero Lo Piccolo, che sa quanto questa partita possa essere importante per gli esiti del risultato. Adesso il gioco è fermo però da un minuto. Chissà che direttore di gara però non faccia recuperare e quindi faccia continuare ulteriormente la partita, perché dovrà terminare al minuto 63 e 30 secondi per essere corretti e precisi. Mancano 30 secondi, ma il gioco è stato fermo praticamente per un minuto e mezzo, quindi ci aspettiamo che tutto questo tempo che si è perso possa essere recuperato. Ci sediamo tutti? Sì. Sediamoci tutti. Adesso gli animi sono veramente tesissimi in campo, con la rimessa a tela che verrà battuta dal numero 12 Montelli. Ancora dell'errore che ha portato poi al gol del 2-1 rosanero, con Mineo che gli ha rubato palla. Da quando il fischio? 1 minuto e mezzo, vai! Il direttore di gara infatti dice 1 minuto e mezzo, abbiamo effettivamente indovinato il conteggio. Quindi la gara terminerà poi tra 90 secondi. Miranda, fischi del Tocha Stadium, Guarino cerca di tenere lontano il pallone, la controlla, la poi l'anticipo di Darica che butta la porta! Butta la porta e segna! Darica! E probabilmente chiude anche la partita! Adesso tutta l'esultanza con la tifoseria rosanero, il Tocha Stadium esplode, lo fa con il numero 21 che regala come sempre gioie, lo fa per l'ennesima volta Vincenzo Darica. 4-2, adesso i fantasmi sembrano allontanarsi con il Cus che continua la sua zona offensiva, vuole tentare l'ennesima rimonta, ma adesso è veramente complicata perché il 4-2 è stato firmato dai rosanero, è stato firmato da Vincenzo Darica che riesce a timbrare cercando la porta da una distanza veramente proibitiva, ma non per un giocatore che ha quei piedi. Si continua a giocare, il tempo passa e scorre inesorabilmente con il risultato di 4-2. Allarga il gioco Miranda, calcia, D'Antoni rimane in piedi e allontana probabilmente con il polso. Poi adesso si sostituisce Marretta come portiere e rimane questo quintetto. Mister Lo Piccolo non vuole cambiare nulla, sa che questo quintetto può difendere bene e intanto finisce anche la partita con questo fischio triplice da parte di direttore di gara. Il Palermo vince e convince contro il Cus Palermo, si ritorna alla vittoria, lo fa dopo la sfida contro il Risultana San Lorenzo e dopo una serie di risultati che non hanno sorriso decisamente alla formazione di Salvo Messeri. Ma prima di darvi il nostro addio vogliamo regalare questo momento bellissimo con il coro della formazione del Palermo Calciacino, con tutto il tifo che non si è veramente fermato nemmeno per un istante ed è stato meraviglioso per tutta la partita. Poi l'urlo da parte di Giacomino D'Antoni, l'abbraccio con tutti i componenti della partita, tutti i protagonisti del match. Noi vi ringraziamo per averci seguiti qui da Marco Genduto di Sportisini, è tutto, alla prossima. Bianco, ci schieriamo un attimo, 12. L'ultimo derby, quello che può valere una stagione, rivalità storica in corsa per gli obiettivi. Amici di Sportisli, ciao da Salvo Geracci, benvenuti al Luigi Failla di Castelbuono, provincia di Palermo e super giovane Castelbuono Geracci. Siamo nella